Nel Medioevo, quando è nata l'università, le ritualità pubbliche erano finalizzate a presentare i corpi della società e delle istituzioni. Quando sfilava la città, venivano presentate le istituzioni, le corporazioni, le confraternite e le associazioni. Delle universitates sfilavano i maestri e gli studenti, in rappresentanza non delle discipline, ma delle nationes di provenienza. Da allora oltre al mondo è cambiato anche il sistema universitario, che è la principale sede di produzione di conoscenza e innovazione. Tuttavia alcune tradizioni sono state conservate e tramandate. Una di queste è l'inaugurazione dell'anno accademico, che si aprirà tra poco con l'ingresso del corteo accademico, che vedrà sfilare il prorettore vicario dell'Ateneo, i rappresentanti delle università ospiti e i rappresentanti degli 8 dipartimenti dell'Ateneo con le toghe bordate con i colori che identificano le discipline. Azzurro per l'ambito giuridico, giallo quello economico, nero ingegneristico e architettonico, viola linguistico e della formazione, verde scuro agrario, rosso medico, bianco storico-letterario, verde chiaro scienze matematiche, fisiche e informatiche. Faranno infine il loro ingresso il prolusore e il magnifico rettore con la toga, tocco e ermellino. Fa il suo ingresso il corteo accademico. Il prorettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Roberto Pinton. I delegati di area dell'Università degli Studi di Udine, professoressa Fabiana Fusco, professor Pierluca Montessoro, professoressa Maria Cristina Nicoli, professor Mauro Pascolini. I docenti rappresentanti degli 8 dipartimenti dell'Università degli Studi di Udine. Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società. Daniele Fedeli, Angelo Gaudio, Renata Codilia, Renata Londero, Brunello Lotti, Angelo Orcalli, Antonella Pocecco, Francesca Zanon, Davide Zoletto. Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Antonio Abramo, Nicola Baldo, Cristina Conti, Giulio Croce, Lorenzo Fedrizzi, Andrea Fusiello, Paolo Gardonio, Stefano Grimaz, Piero Pinamonti, Marco Sartor, Patrizia Simeoni. Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Giorgio Alberti, Federico Cazzorzi, Emilio Celotti, Lanfranco Conte, Luca Marchiol, Enrico Peterlunger, Bruno Stefanon, Giannina Vizzotto. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. Luca Chittaro, Federico Fontana, Alberto Marcone, Marisa Michelini, Marino Miculan, Carla Piazza, Carlo Tasso, Rossana Vermiglio. Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Giuseppina Azzarello, Raffaella Bombi,
Elisabetta Borgna, Matteo Cadario, Massimo Capulli, Emanuela Colombi, Maria Pia Comand, Simonetta Minguzzi, Francesco Pitasso. Dipartimento di Area Medica: Matteo Balestrieri, Paola Cogo, Giuseppe Damante, Carla Di Loreto, Bruno Grassi, Irene Mavelli, Alvisa Palese, Massimo Robioni. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche: Andrea Caffarelli, Maria Chiarvesio, Cristiana Compagno, Eugenio Comuzzi, Francesco Marangon, Michela Mason, Stefano Miani, Maurizio Polato, Laura Rizzi. Dipartimento di Scienze Giuridiche: Elisabetta Bergamini, Silvia Bolognini, Claudio Cressati, Elena Dorlando, Dimitri Girotto, Ludovico Mazzarolli, Mario Nussi. I delegati dei rettori delle università di Bolzano, professor Stefano Cesco. Ferrara, professoressa Olga Bortolini. Roma La Sapienza, professor Bruno Botta. Venezia Ca' Foscari, professor Flavio Gregori. Zadar, Croazia, professor Slaven Zijalic. I rettori dell'Università di Rijeka, professoressa Sniezana Prijic Samarzia. Della Sissa di Trieste, professor Stefano Ruffo. Dell'Università di Trieste, professor Maurizio Fermeglia. Il direttore della scuola superiore, professor Andrea Tabarroni. La direttrice del Centro Polifunzionale di Gorizia, professoressa Nicoletta Vasta. Il delegato del Centro Polifunzionale di Pordenone, professor Cristian Micheloni. Il presidente del Nucleo di Valutazione, professor Carlo Pucillo. E il coordinatore del Presidio di Qualità, professor Alessandro Gasparetto. I direttori degli 8 dipartimenti dell'Università degli Studi di Udine. Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, professoressa Antonella Riem. Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, professor Marco Petti. Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, professor Paolo Ceccon.
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, professor Gianluca Foresti. Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, professor Andrea Zannini. Dipartimento di Area Medica, professor Silvio Brusaferro. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, professor Andrea Garlatti. Dipartimento di Scienze Giuridiche, professoressa Marina Brollo. Fa il suo ingresso il Presidente della Repubblica. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Ha inizio l'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 in occasione del 40° anno di fondazione dell'Università degli Studi di Udine. Prende la parola il magnifico rettore, professor Alberto Felice De Toni. Caro Presidente,
autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, signore e signori, inauguriamo oggi il 40° anno accademico dell'Università degli Studi di Udine. Desidero ringraziare tutti i presenti per voler condividere con noi questa cerimonia durante la quale ogni anno riaffermiamo gli ideali e i valori del nostro Ateneo. In primis saluto i nostri ospiti stranieri. It is my privilege and my pleasure to give my warmest welcome here in Udine to the distinguished rectors and guests. I would like to thank you for having accepted to take part to this ceremony, which celebrates our 40th academic year. E desidero porgere anche a tutti un affettuoso saluto in friulano. Ovvei dai il benvenuto a tutti gli ospiti presenti, ai rettori italiani e foresh, ai docenti, al personale tecnico amministrativo e ai studenti. O auguri a tutti un anno di buon lavoro e sono sicuro che col contributo di tutti la nostra Università del Friuli sarà sempre il migliore. Ancora un benvenuto nelle lingue delle minoranze linguistiche della regione. In sloveno, vse prisotne goste lepo pozdravljam in imi srekam toplo drobodoslico. E in tedesco, meinen verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an der Universität Udine. E infine vogliamo ringraziare lei, Presidente Mattarella, per aver accettato il nostro invito ad essere presente oggi in occasione dell'inaugurazione del 40° anno accademico della nostra università. Lei, che il 6 maggio del 2016, in occasione dell'anniversario dei 40 anni del terremoto del Friuli, è stato a Udine nell'auditorium della Regione. Con la sua partecipazione qui oggi lei fa un secondo regalo al Friuli, quello di celebrare il frutto forse più significativo della sua ricostruzione, la nascita 40 anni fa dell'Università del Friuli. Per la sua presenza oggi in questa splendida cornice del Teatro Giovanni da Udine, davanti a oltre 1200 persone in rappresentanza di tutto il Friuli, desideriamo dirle, mandi Presidente, benvenuta in Friuli. Prima della cerimonia, al cospetto di altre autorità, abbiamo avuto modo di donarle un ricordo di questa sua partecipazione. Abbiamo chiesto al nostro laureato honoris causa, il maestro organaro Gustavo Zanin, di costruire per lei una canna d'organo. Il nostro maestro, nella sua lunga carriera, ha realizzato più di 400 organi in 5 continenti e ha contribuito ad innalzare il nome del Friuli tra le eccellenze di tutto il mondo. Un autentico miracolo artistico-imprenditoriale, frutto dell'attività di 7 generazioni che hanno dato vita ad una realtà che oggi ha quasi 200 anni di storia. Quella canna d'organo è la figurazione di un'impresa antichissima nei materiali impiegati e modernissima nell'incessante sperimentazione. Un mix di tradizione e innovazione, artigianato e industria, arte ed esperienza, musica e fisica dei suoni, funzionalità e bellezza. Un connubio eccezionale tra antico e nuovo, un simbolo di quello che vuole essere la nostra università, il nostro Friuli, il nostro paese. In questa occasione terrà la prolusione il professore emerito Franco Frilli, decano dei rettori del nostro Ateneo. Dal 1983 al 1992 ha guidato sapientemente una lunga fase espansiva dell'Ateneo. Gli ho chiesto di proporci oggi una lezione inaugurale
centrata non sulla sua disciplina, l'entomologia, bensì sulla storia dell'Ateneo di cui è stato autentico protagonista. A lui, in segno di ringraziamento per tutto quello che ha fatto per noi, indirizziamo un affettuoso applauso. Desidero ringraziare sin d'ora quanti mi affiancano nella guida dell'Ateneo, il prorettore vicario, i delegati di area e il direttore della scuola superiore, i delegati di settore, i direttori dei dipartimenti, i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, direttore, vice direttore generali, capi area, responsabili dei servizi dipartimentali, personale docente, tecnico amministrativo, studenti degli organi di Ateneo. Un grazie sincero a quanti nel territorio coprono con noi, sindaci di Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona, presidente della provincia di Udine, presidente e assessori della regione, parlamentari nazionali e consiglieri regionali, rappresentanti di ANCI, consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, fondazioni Friuli e Carigò, camere di commercio, associazioni di categoria, Comitato per l'Università Friulana e l'Arcidiocesi di Udine. Infine, un sentito ringraziamento alla segreteria del Rettorato e al personale che ha collaborato all'organizzazione di questa complessa cerimonia. Abbiamo redatto il consueto rapporto Un anno di Uniud sulle attività e sui risultati conseguiti nell'ultimo anno accademico. Per ragioni di tempo mi limiterò a citare solo alcune azioni rinviando al fascicolo per tutte le altre. Sul piano della didattica abbiamo attivato 4 nuovi corsi di laurea, una triennale in Internet of Things per formare esperti di IoT, Big Data, tecnologie web, machine learning e social e mobile computing, una laurea triennale in banca e finanza nella sede di Pordenone che offre sbocchi occupazionali nell'ambito di intermediari finanziari, imprese e libere professioni, una magistrale in gestione del turismo culturale e degli eventi, erogata anche online attraverso la piattaforma Moodle, sulla quale sono caricati materiali didattici e video lezioni registrate. E infine una magistrale in inglese interateneo con l'Università di Trieste, la SISA e la ICTP in Data Science e Scientific Computing, che mira a formare nuove figure per l'industria 4.0. Abbiamo inoltre già progettato un 5° corso di laurea di tipo professionalizzante nella classe di Scienze e Tecniche dell'Edilizia che partirà nel 2018-19. Sul piano della ricerca, tra i numerosi risultati a livello internazionale, segnaliamo come Google abbia commissionato al nostro Ateneo uno studio per ridurre il consumo energetico dei propri data center, con un risparmio di circa $3 milioni per ogni data center. Un'altra prestigiosa commessa di ricerca è arrivata dall'Office of Naval Research Global del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, che ha finanziato un progetto dedicato a un sistema informatico innovativo per rilevare e tracciare la presenza di oggetti nello spazio e nel tempo, una sorta di segugio digitale di nuova generazione con videocamere, radar, sonar, laser, eccetera. Particolare attenzione nei media nazionali ha trovato l'uovo vegano. Il nostro brevetto numero 100 ha l'aspetto e le caratteristiche organolettiche di un uovo sodo di gallina, ma è interamente prodotto con ingredienti di origine vegetale. È adatto a quanti seguono una dieta vegana e a persone che soffrono di iperocolesteремia o celiachia, essendo privo di colesterolo e glutine. L'invenzione è di 4 studentesse del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari ed è frutto di 1 anno e mezzo di sperimentazioni nei nostri laboratori. Costante e rilevante è stato il nostro investimento sia sul piano delle infrastrutture di ricerca e di didattica che su quello edilizio.
Citiamo di seguito solo realizzazioni concluse in quest'anno accademico e quelle in via di esecuzione e progettazione. Per quanto riguarda il polo medico, il nuovo centro di simulazione e alta formazione medica è stato inaugurato a febbraio 2016. È volto a sperimentare metodologie didattiche di apprendimento assistite da simulatori. È uno dei centri di riferimento della Società Italiana di Simulazione in Medicina. L'ex convento delle Ancelle della Carità, in passato adibito a residenza per le suore che prestavano assistenza nei reparti ospedalieri, diventerà l'edificio dei laboratori di ricerca del polo medico, tra cui quelli di biologia cellulare, molecolare, genetica, immunoistochimica e citofluorimetria. I lavori inizieranno a febbraio 2018 e termineranno a luglio 2019. Per quanto attiene al polo giuridico, la nuova sede si ricaverà dal restauro dell'ex sezione femminile dell'Istituto Renati. Sarà destinato ad accogliere grandi aule didattiche, studi e centri di ricerca interdisciplinari di giurisprudenza ed economia. L'inizio dei lavori è previsto a inizio 2018 e si concluderanno entro giugno 2019. Presso il polo umanistico abbiamo inaugurato a dicembre 2016 la nuova biblioteca intitolata Santa Lucia, realizzata nell'ex chiostro conventuale del Trecento. Il nuovo polo bibliotecario a regime raccoglierà circa 300.000 volumi. Obiettivo finale del progetto di razionalizzazione della biblioteca è di concentrare tutto il patrimonio bibliografico del settore umanistico in un'unica sede, che comprende, oltre all'ex chiostro, anche l'adiacente ex chiesa di Santa Lucia. Nel primo semestre 2018 si prevede l'ampliamento della biblioteca e il consolidamento statico dell'ex chiesa. Infine, il Digital Storytelling Lab, operativo da pochi mesi, è il laboratorio della narrazione digitale e multimediale realizzato in partnership con il Liceo Classico Stellini e finanziato dal MIUR. È un luogo di formazione, sperimentazione e produzione che sfrutta il potenziale pedagogico della narrazione. Con riferimento all'azienda agraria è stato appena progettato l'ingresso del nostro centro di ricerca applicata, famoso perché i nostri colleghi sono riusciti a brevettare e registrare presso il Ministero delle Politiche Agricole 10 vitigni che non necessitano di fitofarmaci, in quanto resistenti alle malattie. Per quanto riguarda la sede centrale, in primavera 2018 saranno disponibili i locali dell'ex scuola materna Maria Bambina, che verranno occupati dal personale delle aree amministrazione, finanza e ricerca. Circa il polo scientifico, la nuova biblioteca multimediale, comprensiva anche di un'aula congressi e spazi per gli studenti, sorgerà tra l'edificio principale dei Rizzi e la casa dello studente Nuova Domus Utinensis. Il cantiere inizierà a febbraio 2018 e terminerà a luglio 2019. Verrà anche realizzato nell'estate del 2018 un intervento di manutenzione e ridisegno delle terrazze delle grandi aule del polo scientifico per creare spazi di incontro e socializzazione degli studenti. Abbiamo anche previsto la possibilità di proiezioni serali di film per dar vita ad un cinema all'aperto. Nel 2016 è stato anche allestito, insieme all'Università di Trieste e alla SIS, il laboratorio LAMA, Centro di Eccellenza della Meccatronica Avanzata per l'innovazione industriale, grazie ai finanziamenti della Regione e del MIUR. La realizzazione dell'AMA in un'area del polo scientifico adiacente a quella della didattica ha fatto maturare l'idea di concentrare in un unico grande edificio gran parte dei laboratori tecnologici e creare un vero e proprio Uniud Labs Village, un luogo dove ospitare anche centri di progettazione e sviluppo di imprese industriali e creare un humus di integrazione tra ricercatori universitari, manager e tecnici di impresa, dottorandi e laureandi. Laboratorio dove sia possibile anche fare didattica laboratoriale, ospitare studenti delle superiori per stage di alternanza scuola-lavoro e sviluppare attività di aggiornamento professionale per personale di impresa. Il progetto Uniud Labs Village potenzia le politiche di trasferimento tecnologico del nostro Ateneo e può diventare la piattaforma strutturale attorno a cui far ruotare in sinergia università, imprese, professionisti, studenti e neolaureati. La vicinanza fisica tra luoghi della didattica accademica, della ricerca universitaria e della progettazione industriale è una delle condizioni organizzative chiave per accelerare l'innovazione nel nostro territorio. È il modo per iniettare nuovo carburante, laureandi, neolaureati e dottorandi,
nel motore dei laboratori della ricerca università e delle unità di progettazione e sviluppo delle imprese. Gli studi di fattibilità di Uniud Labs Village sono già in atto, la sfida sarà far convergere da più parti i necessari finanziamenti. Questa attività di creazione di nuovi spazi della conoscenza, grazie alla costruzione di nuovi edifici o il recupero di altri già esistenti, testimonia come il nostro Ateneo, dal punto di vista delle trasformazioni della città, rappresenti e abbia rappresentato in questi ultimi 40 anni un formidabile propulsore di rigenerazione urbana, un'autentica University. Guardando indietro a 40 anni fa, quando il Friuli si stava rialzando dopo il terremoto e non c'era nulla di tutto ciò, ci si potrebbe domandare: ma come hanno fatto i friulani a fare tutto questo? Ci risponderebbe Mark Twain: non sapevano che fosse impossibile, allora l'hanno fatto. La legge 546 dell'8 agosto 77, l'articolo 26 recita: è istituita a decorrere dall'anno accademico 77-78 l'Università Statale di Udine. L'università si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di diventare organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua e delle tradizioni della storia del Friuli. Missione genetica che riecheggia anche l'articolo 1 del nostro statuto e che imprime una peculiare caratterizzazione alla missione istituzionale della nostra università. Una vocazione al tempo stesso universale, ma anche fortemente radicata alla propria comunità di riferimento. Tale missione si misura oggi con un contesto economico, sociale e culturale che presenta evidenti criticità sulle quali è necessario avviare riflessioni ed azioni. Con questo spirito e in questa prospettiva nasce Cantiere Friuli, un progetto dell'Ateneo lanciato in occasione del quarantennale della sua fondazione. L'università, attraverso questo progetto, intende assumere su di sé il compito propulsivo e di coordinamento di attività di analisi, ricerca e proposta con lo scopo di accompagnare il governo delle trasformazioni socio-economiche in atto. In altre parole, vuole essere coerente con il proprio mandato e restituire al Friuli quanto ha avuto dalla grande stagione della ricostruzione di cui è figlia. Dal punto di vista organizzativo, il Cantiere Friuli si articola in officine tematiche, tra loro interconnesse, incentrate su argomenti cruciali e che riguardano demografia e territorio, sistemi digitali per il territorio, l'innovazione manifatturiera, nuovi fattori produttivi e nuova imprenditorialità, vuoti da riempire per recuperare il territorio, persone, comunità e servizi sociosanitari, autonomia e istituzioni. Attorno ad un board scientifico ruotano a geometria variabile competenze e professionalità esterne altamente qualificate e motivate dalla volontà di dare un apporto concreto ed efficace. Cantiere Friuli intende essere un motore virtuoso che mira a coinvolgere tutti coloro che vogliono essere protagonisti di una proceduralità di ampie visioni. Obiettivo principale è quello di produrre idee, esperienze e progetti per il Friuli in una prospettiva di ricostruzione grazie ai percorsi di sviluppo da mettere a disposizione di decisori, policy maker e cittadini. Negli anni recenti, sul piano delle relazioni con scuole e centri di ricerca e università, abbiamo creato un tavolo di raccordo regionale con le scuole dove si affrontano temi quali innovazione, didattica, orientamento, alternanza e formazione insegnanti. Abbiamo stipulato una convenzione di partnership scientifica con il Centro Internazionale di Scienze Meccaniche e di collaborazione con il Conservatorio Statale Tomadini. Abbiamo rafforzato le collaborazioni in regione con le università di Trieste e SIS grazie a progetti di ricerca congiunti quali il citato laboratorio di meccatronica, l'High Performance Computing e il progetto di biomedicina ICAN. Abbiamo interazioni sistematiche con il sistema regionale dei parchi scientifici e tecnologici di Udine, Pordenone, Amaro e Trieste.
Abbiamo realizzato un'alleanza storica tra i 9 atenei del Nord-Est con il progetto Industria 4.0 e infine da 3 anni interagiamo periodicamente a livello nazionale con gli atenei italiani grazie a Conoscenza in Festa, evento promosso a Udine congiuntamente con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane grazie al sostegno del MIUR e della Fondazione Friuli. Ai magnifici incontri sono presenti i rettori del Paese per focalizzare problemi e possibili soluzioni di carattere nazionale. Proprio da uno di questi incontri è nata la proposta di lanciare a partire dal 18-19 l'attivazione delle lauree professionalizzanti, azione volta a colmare la grande distanza del Paese dalla media europea in termini di titoli di studio terziario conseguiti. Il 28 e 29 giugno di quest'anno la CRUI, nell'ambito degli eventi collegati al G7 di Taormina, ha organizzato a Udine, grazie a un finanziamento del MIUR, il G7 University sul tema Education for All. Erano presenti oltre 250 rappresentanti di più di 100 università e istituti di ricerca di Europa, Nord America ed Asia e di 60 organizzazioni dei settori dell'educazione, dell'economia, della politica, dell'amministrazione e della cultura. Il risultato di questa conferenza è stata la redazione dell'Udine G7 University Manifesto, un insieme di principi e linee guida sui temi della formazione universitaria in relazione a sostenibilità, cittadinanza globale, sviluppo culturale, sociale ed economico del pianeta. In sintesi, cosa possono e devono fare le università di tutti i paesi per uno sviluppo sostenibile e per una cittadinanza globale a favore di ogni area del mondo. Tra le indicazioni più importanti desideriamo segnalarle, Presidente, quella di inserire le università nei trattati della Comunità Europea. Oggi a livello continentale sono regolate solo le attività di ricerca, mentre le università sono di competenza esclusiva degli Stati. Per rilanciare la costruzione dell'Unione Europea dobbiamo realizzare l'Europa degli studenti, dei docenti, delle università. I programmi Erasmus sono probabilmente quelli che più di altri hanno contribuito a plasmare un'identità europea e quindi è necessario fondare uno spazio europeo delle università per rendere gli atenei di ogni paese autentici catalizzatori dell'integrazione. Un'intensa circolazione di studenti e docenti è una delle leve chiave per costruire un'Europa più coesa. Ha assunto per noi un notevole significato simbolico il fatto che questo manifesto sia stato redatto qui in Italia, patria della prima università del mondo, e in particolare qui in Friuli Venezia Giulia, punto d'incontro geografico di 3 grandi culture europee, latina, slava e germanica. Negli ultimi anni la crisi ha messo in difficoltà moltissime imprese e ha distrutto molti posti di lavoro. Oggi il Paese sembra aver imboccato, seppur timidamente, la via della ripresa. Una significativa accelerazione può arrivare da una nuova stagione di investimenti. Affinché siano rispettati i vincoli di bilancio dello Stato e gli investimenti non aumentino il debito pubblico, è necessario riqualificare la spesa e puntare su impieghi a moltiplicatori maggiori di 1, ovvero su investimenti che producono una crescita dell'economia tale da generare un prelievo fiscale che compensi la spesa iniziale. Gran parte degli studi economici indicano come lo sviluppo sia frenato da carenze nella dotazione quantitativa e qualitativa di capitale umano, oggi più che mai fattore essenziale, non solo per lo sviluppo economico, ma anche per la crescita del capitale civile e sociale. I dati rilevati nei paesi avanzati dimostrano che gli investimenti in education presentano moltiplicatori elevati. Auspichiamo quindi un'Italia più coraggiosa nel varare un piano di investimenti pubblici a favore del diritto allo studio e del sistema universitario. Un sistema educativo che non garantisce occasioni strutturali di formazione permanente, requisito ormai essenziale in un mondo che cambia rapidamente, non è più all'altezza dei suoi compiti istituzionali. Il lifelong learning non può prescindere da un efficace e-learning.
Non è più rinviabile un piano nazionale per l'università digitale sulla falsariga di quelli già lanciati dai principali paesi europei e di quello già avviato per la scuola italiana. La protezione dei lavoratori, più che per l'articolo 18, passa per la riqualificazione continua. Le università italiane sono pronte oggi ad un grande progetto nazionale, sinergico, coordinato dalla CRUI, di lifelong learning e di learning, nell'interesse dei lavoratori che desiderano riqualificarsi e, in ultima analisi, nell'interesse del Paese. I costi dell'education andrebbero sempre comparati con i costi della non-education, cioè con i costi dell'ignoranza. Per un Paese moderno, che deve competere globalmente, a quanto ammonta il costo dell'ignoranza? Quanto costa e costerà alle nostre imprese, alla pubblica amministrazione, alla società, avere persone con profili non adeguati sul piano linguistico, digitale, sociale? Se per una famiglia e un paese una laurea costa, quanto costa l'ignoranza? Ma il sistema universitario nazionale non necessita solo di risorse, ha bisogno anche di fiducia istituzionale e sociale. Le azioni sbagliate di pochi, passate e recenti, non possono ricadere su tutti. Ogni innovazione inizia con un cambiamento e termina con il rinnovo della fiducia. Le università hanno sempre contribuito e stanno contribuendo allo sviluppo del Paese attraverso una formazione e una ricerca di altissima qualità riconosciuta anche all'estero. Senza fiducia, senza un patto istituzionale e sociale non andremo lontano, i successi nascono dalle alleanze. Converrete che è ancora palpabile il senso di disorientamento che la crisi economica, iniziata nel 2008 con il collasso di parte del sistema finanziario mondiale, ci ha lasciato in eredità. Sembra che la società italiana, come altre società europee, si trovi ancora immersa in una profonda notte e che abbia bisogno di una sentinella, come quella del libro di Isaia, a cui chiedere: sentinella, quanto manca perché finisca la notte? Non è una citazione estemporanea, è invece un rinvio alle riflessioni che Max Weber sviluppa tra il 17 e il 19 sull'impegno degli intellettuali di professione nel pieno della crisi conseguente alla fine della Prima Guerra Mondiale. Una crisi la cui profondità e vastità ancora sconcerta. In questo contesto Weber cita la domanda radicale e tragica che il popolo di Israele rivolge al profeta Isaia, la sentinella, nella notte dell'esilio di Babilonia. Custos, quid de nocte, sentinella, quanto manca perché finisca la notte? E il profeta risponde: convertitevi, diremmo oggi, cambiate. Noi non solo siamo una società che vive ancora nella notte, ma che stenta a cambiare. Come l'ultimo rappresentante della dinastia dei von Trotha, che nel romanzo La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, davanti al tracollo della Grande Austria, dopo la Prima Guerra Mondiale, si reca presso le tombe dei propri imperatori, nella cripta dei Cappuccini. È convinto che non gli resti che contemplare la morte. La morte sembra essere anche l'obiettivo non saputo di quelle società europee e non solo europee che sperano di trovare salvezza in un ambiguo e pericoloso ritorno alle origini. Non cercano e non trovano, invece, il coraggio, la direzione e i modi di cambiare. In questa prospettiva, l'università può essere, ricordando la metafora di Hegel, la civetta che si alza in volo nella notte,
scruta con attenzione le tenebre e nello stesso tempo lancia lo sguardo preveggente verso il nuovo giorno. L'università può e deve essere il volano del cambiamento nella cultura, nelle scienze, nelle tecnologie, nell'economia, nella società. L'università svolge questo ruolo di scrutare il futuro sia quando si propone come luogo della ricerca, sia quando svolge il prezioso compito della formazione dei giovani. L'università educa le donne e gli uomini del domani, prepara l'anima della società futura e la culla del divenire. Nel perseguire questa grande missione, l'università rimane una delle strutture chiave della nostra comunità civile e sociale. Grazie. Prende la parola il Presidente del Consiglio degli Studenti, signor Simone Achenza. Signor Presidente, magnifico Rettore, autorità, docenti, personale tecnico-amministrativo, cittadine e cittadini, studentesse e studenti. Trovarmi qui oggi a rivolgermi a voi in un'occasione così importante mi emoziona. Questa inaugurazione possiede un sapore speciale, data la ricorrenza del 40ennale della fondazione dell'Ateneo, ed è ancor più significativa pensando alla travagliata storia della fondazione di quella che è l'unica università italiana sorta per volontà popolare. Ma le battaglie perché ciò divenisse possibile furono costanti e prolungate e coinvolsero vasti settori del tessuto sociale. Gli studenti, la società filologica friulana, comitati, consorzio, clero, politici, professionisti e popolazione civile. Sarebbe riduttivo circoscrivere al post-terremoto del 76 la spinta alla fondazione dell'Ateneo, ma il periodo di ricostruzione del Friuli consentì sicuramente di portare a termine le iniziative avviate 10 anni prima e ostracizzate dalla politica e dall'Università di Trieste. La richiesta di un'Università del Friuli, sostenuta e promossa da gran parte della popolazione, dopo il tragico evento del terremoto sicuramente ottenne un maggiore ascolto. Così la questione universitaria diventò una priorità per la futura ripresa del territorio, con la cognizione che la cultura avrebbe prodotto una nuova classe dirigente, intellettuale, civile. Nuovi medici, nuovi insegnanti, nuovi agricoltori e nuovi commercianti. A dimostrazione di questa consapevolezza vi furono le 125.000 firme raccolte dal Consorzio per una legge di iniziativa popolare a favore dell'Università friulana. Quando la popolazione individuò questa opportunità di crescita nella creazione di un Ateneo, lo fece con la convinzione che la produzione di cultura avrebbe dato poi come frutti dei cittadini preparati e partecipi in tutti gli ambiti della vita comunitaria. Oggi siamo ancora sicuri che per la popolazione friulana e più in generale quella italiana la cultura sia considerata davvero una priorità? Quando oggi si parla di cultura si ha l'impressione di toccare un argomento lontano dalla vita quotidiana di gran parte dei cittadini, relegata agli anni della scuola dell'obbligo ed inchiusa nei musei, quasi luoghi dediti alla memoria di un passato glorioso. Appare dunque evidente la necessità di riportare il settore culturale al centro del dibattito del Paese e individuare strategie concrete per riportarlo alle sue finalità sociali e di sviluppo. Senza dubbio la politica deve ricominciare a considerare la cultura come una priorità e non come un mero costo, o ancor peggio come uno strumento di propaganda elettorale. La promozione culturale non può limitarsi al settore turistico, sicuramente importante e produttivo in uno stato ricco di patrimonio storico e artistico, ma rivolgersi alla cittadinanza, in modo da renderla prima fruitrice e successivamente produttrice di cultura nel proprio territorio. La politica e gli organi di governo hanno il compito di sensibilizzare e guidare la collettività in un processo di educazione permanente che consenta di seguire con maggiore sicurezza tutti quei processi innovativi che sono la sfida dei nostri tempi.
Scommettere sulla cultura per dimostrare in maniera concreta quanti e quali siano i benefici sociali ed economica che questa può generare. Valutare i finanziamenti alla cultura solo per gli effetti diretti che producono, trascurando il mercato indiretto o indotto, oggi non è più sostenibile. Soltanto una giustificazione macroeconomica e quindi collettiva può aiutare a comprendere l'importanza della cultura e portarla alla pari di tutti gli altri servizi pubblici essenziali, come la sanità e l'istruzione. Ripensare all'alta formazione, a università e conservatori, come strumento di crescita collettiva e non individuale, è fondamentale per far maturare studenti che diventino dei cittadini attivi, responsabili e interessati al bene comune della società. Per fare in modo che questo avvenga è necessario che tra scuola e università ci sia un contatto costante ed efficace, che i docenti siano allo stesso tempo produttori e trasmettitori di cultura. L'auspicio è che gli studenti siano gli adeguati ricettori di questa trasmissione, che la comunità studentesca si riattivi e faccia la sua parte nel riportare la cultura e l'università al centro dell'interesse politico, economico e sociale, che lo faccia adoperando lo strumento più importante a sua disposizione, la rappresentanza studentesca, in modo proficuo e propositivo, partecipando alle elezioni e accompagnando in maniera attiva i rappresentanti nel loro percorso, mantenendo un dialogo costante tra studenti e istituzioni. L'auspicio è che, con politiche di governo che guardino nuovamente alla cultura come una risorsa da finanziare adeguatamente, con politiche universitarie e di diritto allo studio lungimiranti e attente agli studenti, con docenti interessati, appassionati e una comunità studentesca viva e propositiva, il settore culturale italiano torni ad essere produttivo, innovativo e redditizio. Concludendo, vorrei ringraziare il signor Presidente Mattarella, nella speranza che possa farsi promotore di una migliore posizione della cultura all'interno del panorama nazionale, il magnifico Rettore e il Direttore Generale per l'attenzione e la disponibilità verso gli studenti, il personale tecnico-amministrativo, motore inesauribile del nostro Ateneo, l'Ardis nelle persone che operativamente si sono prodigate per garantire il diritto allo studio in una situazione difficile, docenti e studenti con l'augurio di un anno accademico ricco di soddisfazioni. Buon anno a tutti, Mandi. Prende la parola il rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dottor Maurizio Pisani. Signor Presidente della Repubblica, magnifico Rettore, autorità, comunità universitaria e ospiti tutti, sono onorato di portarvi i saluti del personale tecnico, linguistico, bibliotecario e amministrativo che opera nelle sedi di Gemona, Gorizia, Pordenone e Udine del nostro Ateneo, giunto al prestigioso traguardo del quarantennale. Ricordiamo a tutti i presenti e al territorio con il quale ci interfacciamo chi siamo e cosa facciamo. Siamo 536 persone che fanno funzionare i più diversi uffici dedicati ai servizi, al supporto alla didattica e alla ricerca, le biblioteche con i loro ricchi apparati, i laboratori all'avanguardia. A noi si aggiungono 32 collaboratori esperti linguistici che permettono a studenti, personale interno e utenti esterni di apprendere le lingue straniere secondo elevati standard europei. Ci limiteremo ad un accenno alle nostre principali problematiche. Nell'ultimo periodo il MIUR ha inviato all'ARAN l'atto di indirizzo che sblocca il rinnovo negoziale per il triennio 2016-18. Vedremo se nel corso del 2018 riusciremo ad avere un rinnovo contrattuale a 10 anni dal precedente. Importanti sono gli istituti dei sussidi e benefit per la concessione di contributi a favore del personale in materia di assistenza sanitaria, istruzione e trasporti, ulteriormente migliorati nella seconda edizione, ma non possono supplire a un livello retributivo da sempre non all'altezza della professionalità del personale. I ripetuti blocchi delle assunzioni e le politiche tese a far quadrare i conti portano con una certa ripetitività al fenomeno del precariato. In questo periodo i numeri ammontano a 36 persone, preziose per la nostra amministrazione, in continuo calo di personale per effetto dei pensionamenti. A questi si è aggiunto un piccolo esercito di tirocinanti, tutti giovani neolaureati,
che si è fatto apprezzare nelle varie strutture per la dinamicità e per la capacità di apportare nuove e preziose energie alla nostra istituzione. La buona amministrazione dovrebbe essere fatta di azioni snelle, semplici e a maggior ragione efficaci. Non è la prima volta che diciamo che finché vi sarà una legiferazione eccessiva e autoreferenziale, finché si penserà a diminuire il numero degli articoli e ad aumentare quello dei commi, la semplificazione resterà un libro dei sogni. Volgendo lo sguardo al nostro interno, rileviamo come negli ultimi anni una ritrovata sintonia tra forze sindacali e amministrazione ha permesso di affrontare e risolvere assieme numerose problematiche. Forte impulso è stato dato al concetto di lavorare per processi, con maggior consapevolezza e tensione al risultato in termini di qualità. Abbiamo quindi sviluppato i nostri punti di forza, emersi da indagini interne sul grado di benessere, un forte senso di appartenenza all'organizzazione, uno spirito di coesione che si manifesta anche attraverso la creazione di sinergie tra colleghi, l'elevato senso del valore dell'immagine del nostro Ateneo. Questo nuovo modo di operare e di rapportarsi è andato anche a beneficio dell'interazione tra studenti e l'istituzione universitaria. Studenti che guardano oggi con maggiore attenzione nella scelta dell'Ateneo da frequentare anche alle offerte e alla qualità dei servizi, all'attività di tutorato, al collegamento con il mercato del lavoro nella fase post-laurea, alla internazionalizzazione. Aspetti un tempo non troppo supportati, oggi invece essenziali, al punto di necessitare di personale dedicato, qualificato ed esperto. È in pieno svolgimento l'accordo con l'Università di Trieste e la Sissa per una formazione congiunta che sta portando a fruttuosi scambi di conoscenze, capacità ed esperienze tra i colleghi di 3 atenei regionali. Chiudiamo proponendoci come un valore aggiunto per il nostro Ateneo e per lo strettissimo legame tra l'istituzione e la gente che rappresenta. Nostre sono la professionalità, lo spirito di sacrificio e la volontà di fare, che da sempre animano gli abitanti della nostra bella regione, spesso portata ad esempio all'intera nostra bella Italia. Grazie per l'attenzione. Prende la parola il professore emerito dell'Università degli Studi di Udine, professor Franco Frilli. Signor Presidente, magnifico Rettore di questo Ateneo, magnifici rettori, autorità civili, religiose e militari, illustri docenti, cari studenti, signore e signori. Sintetizzare in pochi minuti un quarantennio di storia di una realtà culturale qual è la nostra costringe purtroppo ad evitare ogni aspetto non essenziale, nonché molti particolari, spesso anche interessanti. L'odierna circostanza non può limitarsi a far riferimento al sole 1977, anno dell'istituzione della nostra università. A mio parere, infatti, è doveroso ricordare anche il decennio precedente che vide l'intenso lavoro del Consorzio Universitario, nato nel 1968, grazie all'intesa fra il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Udine, supportato dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, nonché richiamare alla mente il contemporaneo movimento popolare che ebbe come centro motore il Comitato per l'Università Friulana, presieduto e animato dal professor Tarcisio Petracco, che per ottenere l'Ateneo raccolse oltre 125.000 firme, una parte delle quali anche all'interno delle tendopoli post-terremoto. Non può essere sottaciuto poi un altro documento
sottoscritto già nel 1967, con il quale 529 sacerdoti dell'Arcidiocesi di Udine chiedevano l'istituzione di un'università in Friuli. Questa peculiare storia rende il nostro Ateneo unico nella realtà italiana, non solo per le sue origini post-sisma, ma anche per la richiesta popolare che lo caratterizza. Il dramma del terremoto del 1976 in questa nostra terra ha portato ai friulani, accanto ai lutti, non pochi problemi legati alla ricostruzione delle proprie abitazioni distrutte o gravemente lesionate e di tanti edifici di interesse comune e produttivo. Ed è proprio in quell'occasione che i friulani rinnovarono al governo nazionale la richiesta di ottenere un baricentrico luogo di cultura superiore ove i giovani, e pure i meno giovani, potessero non solo formarsi, ma anche progredire culturalmente senza doversi allontanare, pur se solo per qualche anno, dalla propria terra. Nella nostra città, in quegli anni, erano già presenti, quali sede distaccate dell'Ateneo Triestino, la facoltà di Lingue e Letterature Straniere, dall'anno accademico 68-69, e il biennio della Facoltà di Ingegneria, dall'anno accademico 72-73. Con l'articolo 6 della cosiddetta legge della ricostruzione, la legge 546 del 77, viene istituita l'Università Statale di Udine. E con l'articolo 26 del DPR 102 dell'anno successivo le vengono assegnate 5 facoltà, quelle di lingue e letterature straniere, ingegneria, agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali e lettere e filosofia, con alcuni corsi di laurea del tutto nuovi per il mondo accademico italiano. Il nostro Ateneo, grazie alle proposte elaborate dai comitati ordinatori che avevano impostato e avviato le 3 nuove facoltà, ha sperimentato, primo in Italia, sia il corso di laurea in Scienze dell'Informazione presso la Facoltà di Scienze, sia quello in Conservazione dei Beni Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1982, poi, con la seconda legge della ricostruzione, la legge 828 dell'82, sono assegnate a Udine anche la facoltà di Medicina e Chirurgia e quella di Economia, con il corso di laurea, anche questo nuova istituzione a livello nazionale, in Scienze economiche e bancarie. A queste 7 facoltà, alla fine degli anni 90, se ne aggiungono altre 3, Scienze della Formazione, Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, oltre a 3 corsi di laurea in Relazioni Pubbliche, in Scienze Motorie, in Tecnologie Web e Multimediali. L'aumento dei corsi di laurea, di cui alcuni nuovi a livello nazionale, poneva vari problemi logistici, non solo all'Ateneo, ma pure alla stessa città. Richiamando infatti a Udine molti studenti anche da fuori regione, l'università chiedeva indirettamente a molte famiglie e alle istituzioni locali di poter accogliere adeguatamente un numero sempre crescente di docenti e di discenti. Inoltre l'Ateneo, per poter attivare nuovi corsi, doveva anche disporre delle necessarie strutture,
soprattutto per le cosiddette facoltà scientifiche. È stato così istituito e avviato il centro di calcolo con strumenti informatici d'avanguardia. È stata attivata l'azienda agraria, indispensabile non solo per le ricerche sperimentali tipiche della facoltà di agraria, ma anche per le esercitazioni pratiche dei futuri agronomi, e sono stati acquisiti e adeguati gli immobili necessari per il Policlinico Universitario, prima struttura sanitaria di Ateneo a gestione diretta nel nord Italia. C'era il rischio che un'università troppo preoccupata di se stessa potesse diventare una realtà destinata all'implosione. Si prospettava però anche un possibile arricchimento, soprattutto culturale, derivante dal confronto e dall'apertura alle vicine analoghe realtà. Così l'Ateneo si è sempre attivato a mantenere costanti rapporti con le università italiane del Nord-Est, anche proponendo iniziative e interventi comuni, in particolare nelle collaborazioni con le università estere. La posizione geografica di Udine, l'avvio in quegli anni dell'attività a livello politico, commerciale e culturale della cosiddetta comunità di lavoro Alpe Adria e la presenza della facoltà di lingue e letterature straniere già ben affermata hanno indotto l'Ateneo Friulano a instaurare, sin dagli inizi, rapporti di collaborazione, di studio e di scambio di docenti e di studenti con molte università, soprattutto dell'Europa centro-orientale, e con centri culturali di livello internazionale, come ad esempio con l'Unione degli Scrittori dell'Unione Sovietica. Ciò ha consentito in particolare alla Facoltà di Lingue di potenziare e qualificare l'offerta culturale e didattica in collegamento con atenei europei. Sorta a Udine in pieno centro storico, la nostra università ha rapidamente utilizzato alcuni immobili per ospitare i primi istituti di discipline umanistiche ed economiche. Ne ha affittati altri anche in comuni limitrofi e ha avviato la progettazione e la costruzione di un immobile da edificare nell'immediata periferia nord, in area Rizzi, per la didattica e la ricerca delle discipline scientifico-sperimentali. In tale area, oltre alla costruzione di una palestra e di case dello studente, vi sono ancora spazi per nuove strutture. Non sarà superfluo ricordare che proprio in quell'area è imminente l'inizio della costruzione della nuova biblioteca e di relativi annessi. Da Gorizia e Pordenone pervenivano pressanti richieste da parte di due specifici consorzi costituiti e attivati fra gli enti locali per favorire gli studi universitari. Così alcuni dei corsi sono stati avviati in queste due città. In particolare a Gorizia hanno preso avvio i corsi di laurea triennale in relazioni pubbliche e in discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo, e quelli di laurea magistrale in comunicazione integrale per le imprese e le organizzazioni e in scienze del patrimonio audiovisivo e dei nuovi media. A Pordenone, invece, sono oggi attivi i corsi di laurea triennali di infermieristica, scienze e tecnologie multimediali ed economia aziendale, nonché il corso di laurea magistrale di comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione. E già in passato, per evitare rinvii nell'attivazione di alcuni corsi previsti, erano state avviate strutture didattiche anche a Gemona del Friuli, scienze motorie e scienza dello sport, e a Cormons, viticoltura ed enologia.
Un momento di particolare significato per la vita dell'Ateneo è da considerare quello vissuto il 3 maggio 1992, quando Papa Giovanni Paolo II, in visita alla nostra terra, mentre era diretto allo Stadio Friuli per un'attesissima celebrazione, sostò una ventina di minuti nella sede dei Rizzi e dopo un breve saluto da me rivoltogli, a nome del centinaio di docenti presenti e dell'intera comunità accademica, il Papa, oggi santo, benedisse quella sede delle facoltà scientifiche, soffermandosi poi anche davanti al plastico di quella struttura non ancora completata. Per il corrente anno accademico, l'offerta didattica per i circa 17.000 studenti nelle 3 sedi dell'Ateneo è la seguente: 36 corsi di laurea triennale, 6 interateneo con l'Università di Trieste, 33 corsi di laurea magistrale, di cui 7 interateneo con l'Università di Trieste e 1 interateneo con l'Università di Padova, Verona e Bolzano. 4 sono i corsi di laurea a ciclo unico. La gestione di un ateneo come quella di qualsiasi entità che operi nelle vicinanze di strutture analoghe non risulta sempre facile. Sono sempre più convinto che le contrapposizioni e le polemiche non aiutino a crescere e che per operare costruttivamente in qualsiasi settore e quindi anche nel nostro mondo accademico universitario siano sempre indispensabili il dialogo e la trattativa, ben motivati e circostanziati. L'esperienza avuta in questi anni da me, proveniente da una facoltà sita all'estremo nord-ovest dell'Emilia-Romagna e chiamato inaspettatamente a dare corpo a un nuovo ateneo voluto dalla gente per riscattarsi da un'atavica storia di migrazione e di emarginazione, mi induce spesso a riflettere su questa realtà. All'interno di un processo di ricostruzione materiale e di profonda trasformazione sociale conseguenti al dramma del terremoto, in questa realtà di frontiera si incontrano, oggi dialoganti, anche se in passato spesso in conflitto fra loro, 4 culture ricche di storia: l'italiana, la friulana, la slava e la tedesca. Esse danno vita oggi ad un locus costruttivo che può essere considerato per molti aspetti unico in Europa. Questo locus è il Friuli, di cui la nostra università si sente non solo parte integrante, ma soprattutto centro culturale di promozione umana e sociale, al servizio dell'uomo e della comunità che qui vive e qui opera. Grazie. Desidero ringraziare molto il Rettore per avermi invitato ad essere presente a questa particolarmente importante apertura radiale dell'anno accademico. Gli rivolgo un saluto molto cordiale. Mandi, magnifico Rettore.
saluto altrettanto cordiale a tutti i presenti e attraverso il sindaco all'intera città di Udine. Un saluto anche ai sindaci degli altri comuni che sono presenti, con un forte augurio per il loro lavoro, il loro impegno, la loro importante attività. Un saluto particolare alle componenti dell'Ateneo, protagoniste di questa apertura di anno accademico, il corpo docente, gli studenti, il personale amministrativo e tecnico. Questa occasione, questo incontro ricorda due elementi. Anzitutto l'apertura dell'anno accademico, ma ricorda i 40 anni della istituzione di questo Ateneo. Sono due elementi, due aspetti, due risvolti di questo incontro che rammentano e sottolineano due particolari profili dell'importanza di un Ateneo. Il primo, l'apertura dell'anno accademico, sottolinea il ruolo di ricerca e insegnamento che ogni anno viene rinnovato e viene vissuto in maniera nuova in qualunque Ateneo. Ogni anno la ricerca fa passi avanti sulla base di quelle degli anni precedenti e l'insegnamento si giova della ricerca, delle esperienze passate e cambia, progredisce. È ogni volta un'invenzione la didattica di un Ateneo. E questa vitalità è quella che rende la rete dei nostri Atenei preziosa per il nostro Paese. L'altro aspetto di questo incontro, questo 40° anniversario, richiama a un altro profilo fondamentale di una università, il rapporto con il territorio. Pochi Atenei hanno un rapporto così intenso e così forte come questo. È nato, già come abbiamo ricordato, abbiamo ascoltato poc'anzi, vi erano già delle esperienze di attività universitaria, ma l'Ateneo è nato dopo il terremoto, al momento dell'avvio della ricostruzione. È nato in collegamento con il territorio, non soltanto perché fortemente richiesto dai friulani, ma anche perché è stato visto come elemento propulsore della ricostruzione. L'Ateneo ha accompagnato la ricostruzione, ne è stato appunto un elemento di propulsione e ha creato un rapporto con il territorio particolarmente intenso. Lo si è visto plasticamente raffigurato poc'anzi durante la relazione del Rettore, che ringrazio, nella presenza nella città delle varie sedi di questo Ateneo. Ma il ruolo che ha avuto nella ricostruzione è stato un ruolo decisivo, che si è giovato anche dell'impegno dei friulani per la ricostruzione e il rilancio del territorio. E poc'anzi il professor Frilli, che ringrazio molto, ci ha fatto ripercorrere l'itinerario di questi 40 anni, di questo Ateneo, iniziato con alcuni corsi e oggi sviluppato in una quantità molto ampia di profili culturali. È un Ateneo che si è sviluppato nel corso del tempo, ampliando la sua offerta formativa, didattica, di ricerca, il suo contributo alla ricerca del nostro Paese. Questo elemento va sottolineato, perché quella che quando è nato l'Ateneo è stata una scommessa, un impegno sul futuro, oggi si consente di dire che quella sfida è stata vinta. L'Ateneo si è sviluppato, ampliato, ha un respiro internazionale, contribuisce nel nostro Paese a quel fronte indispensabile che l'attività degli Atenei offre al nostro Paese e cura per il nostro Paese. Lo ha sottolineato bene poc'anzi il Rettore, che ringrazio anche per questo. L'attività delle nostre università nel nostro Paese è di avanguardia, guarda il futuro. È stato opportuno il suo richiamo poc'anzi, magnifico Rettore, guardando
al grande monumento viennese con le tombe degli imperatori, come in realtà le università guardino al futuro. E questa università si caratterizza come tutte le altre proprio per questo: guardare al futuro, immaginarlo, costruirlo sin d'ora. E qui il futuro rappresentato anche, oltre che dagli studenti dell'Ateneo, dalle scolaresche che guardano questo Ateneo, che frequenteranno in futuro. Guardare al futuro è la scommessa per il nostro Paese. Di questa scommessa gli Atenei sono avanguardia decisiva e fondamentale. E in questo ambito questo Ateneo fa la sua parte con grande respiro, con grande protagonismo, e di questo lo ringrazio molto. Grazie, magnifico, e auguri. Con questi ideali e con rinnovato impegno dichiaro aperto l'anno accademico 2017-2018, il 40° dalla fondazione dell'Università degli Studi di Udine. Grazie Presidente.